Ciao a tutti quanti, stamattina gol esesto sto articolo qua, non so se avevi visto anche voi altri. Geometri a scuola di dizione parlano troppo in Veneto. Ecco, sto articolo qua è un articolo del Libero e qualcuno di altri che avrà visto in giro qua faccia de Meghan, qua de Harry, vabbè, non importa. Però sto articolo qua è mega disturba. Perché mega disturba? Perché invece che far chiaro, roba che uno che fa il giornalista, e dovrebbe, quasi la funzione, perché si rompa un giornale? Cosa serve? In teoria un giornale serve per avere delle informazioni e per conoscere meglio il mondo. Se il scopo del giornale non è far conoscere meglio il mondo, ma farlo conoscere peso, e ora è meglio dare fuoco a questi articoli come sto qua. Perché non serve a niente, anzi, isè dannosi. Perché qua salta fuori che il Veneto è una cadenza poco educata, poco fine, e di conseguenza il collegio geometri di Rovigo ha deciso così: i geometri devono imparare l'italiano vero. Ah! E ora, capite, sapere che secondo questi giornalisti per imparare l'italiano vero non basta mica andare a scuola. Ecco, e ora vuol dire che a scuola non si insegna l'italiano vero. Sarebbe da riflettere su questa roba qua, ma qua in realtà l'incriminazione diretta la stesso il Veneto. Il Veneto ha una cadenza poco fine, poco educata. Somiglia che sia su chi veneti che sbaglia a parlare l'italiano. Ed ora, capito, adesso portai pazienza se è un fiato desformata, ma insomma, non so mia pittore. E ho fatto a forma dell'Italia per dirvi chi che parla correttamente l'italiano. E ora, i veneti, comunque l'area qua in cima, e ora dicevo una roba in particolare. Linguisticamente, che c'è una riga che passa qua, che è la linea dell'Ascoli, va Pinzò, sì, è la Spezia, Rimini, Massa, Senigallia, insomma a livello linguistico si definisse sta linea come un fasso dei isoglosse, che è la differenza forte che c'è tra parlare del nord e parlare del centro-sud, che le va invece in compagnia. Cosa che sia al nord che non che sia al sud? Ecco, al nord, per esempio, sparisse tutte le doppie. E ora sta roba la vai per il Veneto. Ecco, vedi quanto brutto che è, sto caso è il Veneto, qua siamo gli altri, Rovigo è qua sotto. Bon, e ora i Veneti non hai doppie, e c'è scritto qua dentro una roba ridicola, che è la Z, anzi in italiano ovviamente la Z. Anzi, ve l'ho leso. Le doppie ai Veneti spariscono sotto il palato, si dimenticano di pronunciarle entrambe. Letto diventa letto, risotto diventa risotto. C'è la Z poi per loro, che è un marchio di fabbrica quasi quanto la C per i toscani. Sfugge dalle labbra. A mia Z non mi scampa mia via, ma non so le cose che devo dire. Si tramuta, sempre la Z si tramuta in S o C, o in altre varianti a seconda della posizione geografica. Ecco, uno che sa qualcosa di lingua italiana, di lingua veneta o di edizione della lingua italiana, e dunque anche quello che andrà a insegnare l'edizione della lingua italiana al coeso geometri di Rovigo, ecco, e sa ben che si deve dire delle robe, dei fandonie. Il problema della Z, della lingua italiana, non è Veneto, perché il Veneto invece di dire 5, dice 5, 5 o sta robe qua, non entra proprio niente. Il problema della lingua italiana è che in lingua italiana la stessa lettera rappresenta due suoni diversi. Di conseguenza, non so, doparemo un termine che tante volte viene parà. Questo, no? Ecco, se mi qua la Z la leso in un modo, in lingua italiana, se qui leggo la razza, so devo parlare, non so, della razza dei cani. La razza, i cani di razza. Se invece ho leso con che altra Z della lingua italiana, l'altra Z, go, razza, che è una sorta di pesse. Ma come si fa a sapere la differenza tra uno e che altro? Andando a scuola. E il problema è che neanche andando a scuola noi nega a insegnare la differenza tra razza e razza. Se ho un errore, e ora dobbiamo andare a fare il corso di edizione, giusto farlo? Assolutamente, tanto se che mi stesso faccio tegno corsi di edizione
della lingua italiana, perché è giusto sapere, poi vi faccio vedere perché. Ma qual è il problema? Che il problema della Z bivalente è un problema dell'alfabeto della lingua italiana. Gemo al nord, quei che dice lo zucchero, ma no, se dice in lingua italiana si dice lo zucchero. Metti dello zucchero nel caffè, questo è il suono corretto. Eppure Niantri al nord insegna a dire lo zucchero, non solo Niantri, anche altri, e ora tutto il nord sbaglia questa roba qua. Perché pensavo che gli altri la faccia giusta? No, perché se un alfabeto è sconfusionario, vi fa sconfusione. Ma non è colpa né dei veneti né dei napoletani, è colpa dell'alfabeto e del sistema linguistico che non si ha, e del sistema scolastico di insegnamento, perché non si sedrio insegnare correttamente la lingua italiana. Scoia. Provi a pensare a televisione, peso che tempesta. I napoletani, il sud in generale, gli dice si alzò la calza. Ma non esiste sta roba. Alzare, no? Alzare. Lui dice alzare. La calza si alza, ma non esiste. In lingua italiana si dice la calza si alza, che sia una roba diversa da calza. Sentivo la differenza, spero che anche in te video e si sente. Una è la Z del tsunami, calza, quello corretto, come zucchero, quello corretto che bisogna dire, come razza, un cane di razza, tsunami, che altra invece è la Z che sento la parola Godzilla, e ora la razza è il PS, il numero 0, per esempio. La lettera Z, perfetto. Qual è il problema? Il problema è che la Z cambia per problema interno della lingua italiana. Le doppie, è vero che al nord le doppie le viene cavare, ma al centro e al sud che ne viene zontae a sbaglio de continuo. Per esempio, provai a pensare alla parola italiana, che è una parola che do per tutti a livello internazionale, che è anche in inglese e in altre lingue, la scrivo qua. Ecco, al nord, niantri, diciamo correttamente, probabile, perfetto, italiano, a livello ortoepico, assolutamente corretto. Probabile. Zacco arrivo a Roma, dunque anche a Toscana, eccetera, cos'ha? Probabile, o probabile addirittura. Quando che vago solo di qua, caterò probabile, con do e do 4b. Ecco, e ora, va stra ben, ottimo fare un corso di edizione della lingua italiana, perché se è la lingua che abbiamo studiato a scuola, sarebbe come minimo giusto sapere come che si pronunciaria davvero. Però vuol dire anche, cari sonaisti, cari seomiti di Rovigo, che il problema non è mio al Veneto, perché il problema è che non sai che si deve insegnare correttamente la lingua italiana. Tanto è che, ripeto, mi stesso, che mi occupo della lingua veneta da ormai 10 anni abbondanti, e ho pensato che è ora che anche i veneti imparano a pronunciare correttamente la lingua italiana, e mi sono inventato anche a me di tenere un corso di edizione della lingua italiana appositamente per correggere gli errori che fa i veneti quando chi parla in italiano. E non solo, non si corregge mia solo questo, adesso per far vedere, questo è un diagramma che mi sono inventato a me. Non so mica di fare marchette per il corso, non mi interessa niente, però sta qua serve per capire le cose che siamo a parlare. Allora, ortofonia è quando che la maniera che go di pronunciare correttamente i suoni. Se mi dico A, uscita, A, questa è la lettera A, che abbiamo capito tutti che non è mia U, però è una A fiacca. La lettera A è con la bocca aperta. A. Questa sta qua, è la lettera A. Ecco, ortofonia per pronunciare correttamente il suono della vocale A, che è A e non è A o altre robe. Perfetto. Questo va anche per i consonanti. Ortoepia, se sapere se cosa dire zucchero o zucchero, ok? Quella è ortoepia, sapere che cosa dire dopo una roba e non che altra. Ortografia è roba che imparemo a scuola, sappiamo che zucchero scommesse con una Z, do C e una H in mezzo, quella è l'unica roba che davvero studiamo ben scuola. Scuola non studiamo ortofonia, ortoepia, che è oggetto di un corso di edizione che ha a che fare con la lingua italiana. Allora si studia l'ortofonia della lingua italiana, la S della lingua italiana la è diversa dalla S della lingua veneta, e se non avevi mai sentito sta questione
che la S veneta è diversa dalla S italiana, che è diversa dalla S per esempio dell'inglese, ciao Tusi, questo è il problema, dobbiamo studiare. Ma non è colpa nostra, perché se nessuno aveva mai detto che esiste sto tema, non sapevi neanche che dovevi saperlo, ed è questo è vero. E dopo, su un corso di edizione, su sto diamante di edizione, che è un'altra roba importante, l'uso della voce, che è una roba che quando che devi imparare con l'italiano o col veneto, e te va bene, parli italiano, parli veneto, parli inglese, parli spagnolo, quello che te vuoi. Perché il problema della cadenza lo ha tutti i parlanti di qualunque lingua quando chi si mette a parlare un'altra lingua. Di conseguenza, se i veneti, particolarmente, i gada a studiare la dizione della lingua italiana, è proprio perché il veneto è una lingua diversa dall'italiano. Quando noi sentiamo un veneto che parla italiano, se si mantiene la cadenza veneta dentro la lingua italiana, fa da ridere. Ma perché? Perché si sente che non studia bene la lingua. A me mi fa da ridere anche i francesi che prova a parlare in inglese. But soft, what light through yonder window breaks. E fa da ridere, sì, un po' rocan. Se ti studi l'inglese, ti studierai che il benedetto inglese con tutta la sua bella pronuncia, no? O gli inglesi che parlano in lingua italiana, anche loro dovrebbero fare un bel corso di dizione. Sì, non solo gli inglesi, ma anche i romani. Provai a domandare a Barbara Palombelli come mai che sei a dire, non so, i cittadini. Cittadini non esiste! Cittadini non esiste! Si dice i cittadini. Questa è la lingua italiana vera. Però, giornalisti, puoi fare quello che vuoi. E invece i brocchi che non sa niente sono i veneti. Vuoi un qualche altro esempio? I toscani. Ma credo io che il toscano, visto che la lingua italiana, insomma, abbiamo detto che qui che sa l'italiano correttamente, non esiste qua, perché qua abbiamo a tendenza a saltare e doppie. Ah, un'altra roba, sbagliamo l'apertura dei vocali. Non so, i milanesi gli dice il biglietto della metro, orrore tremendo, se il biglietto della metro, va bene, e neanche i veneti che ne sbagliamo di altre sorte, adesso non mi viene in mente, ma non so, tanti veneti dice un poco alla volta, no? Un poco alla volta, vabbè, e altre robe. Insomma, al nord si tende a sbagliare tanto anche le vocali, quindi le vocali le sbagliamo, ma le vocali le sbaglia anche al sud fortemente, specialmente dal calabrese in su, specialmente dal calabrese che è tutto verto. Ieri sera sono andato... No, Tosi, studiai edizione. Ma perché? Perché avevi in mente la vostra lingua. Benissimo, tenive a studiare, insegnare a scuola la vostra lingua. Anzi, mi piacerebbe impararla anche a me. Però il problema è che se si deve parlare italiano, che te parli l'italiano corretto. Come che te quando che te parli inglese, te devi imparare l'inglese corretto. Non mi interessa niente se te sei francese di origine. Tienti il tuo francese e impara bene l'inglese. Ok? E qua in mezzo invece fai tutto giusto. No, che molto qua scommessi a sontare doppi inesistenti. Qua i toscani, per esempio, i dopar sono non standard nella lingua italiana. Quando che un toscano dice la hasa, come si scrive? Perché da quello che so mi abito rento una casa. Io abito in una casa, no? Perfetto. E perché lui dice hasa? Perché? Perché noi si deve parlare italiano correttamente. O se no, la regione. Regione? E come si scrive je di regione? Non è mia italiano corretto quello. E ora, cari toscani, studiè la dizione della lingua italiana. Però ora, vabbè, i sardi ne combina gli estrai, ora i sardi no. I siciliani no. I calabresi no. Pugliesi no. Sud Italia in generale no. Centro Italia neanche, abbiamo parlato di romani prima. Il nord-ovest no, il nord-est no, ma neanche i toscani che abbiamo appena detto, i Gallagorgia, la Hassa, ste robe qua, la je, sasea, non se mia italiano quello. Bon, domanda, ma chi è che parla italiano ora? E che abbiamo cura da domandarselo, perché finia la scuola di lingua italiana, tutti quanti, tutti, 100% degli italofoni, cioè persone che parlano la lingua italiana, che ha studiato a scuola 5 anni di medie, 5 anni di elementari, 3 anni di medie e tante volte anche 5 anni di superiori, 5 anni di università. Ecco, perché al 100% dei parlanti lingua italiana che tocca studiare la dizione della lingua italiana?
La prima risposta è perché scuola non vi insegnato. Ecco, colmare questa lacuna, perché se vuoi romperne la cara crusca che a voi che imparemo l'italiano, però i presidenti gli ultimi due al manco dell'Accademia della Crusca, la Maraschio, Nicoletta Maraschio e Claudio Marazzini, noi dopo la dizione corretta della lingua italiana, se neanche i presidenti della Crusca non dopo la dizione corretta della lingua italiana, tu si mi avevo dura a pensare che i geometri di Rovigo dovrebbe essere meglio del presidente dell'Accademia della Crusca, e che auguro che quel corso che fa deve diventarlo, perché se è giusto, se mi voglio parlare italiano deve essere perfetto o il meglio possibile, perfetto, siamo d'accordo, ecco. Ma ora perché neanche i toscani, visto che l'italiano è il toscano illustre, perché neanche i toscani non parla l'italiano corretto con addizione giusta? Perché? Perché quello che noi chiamiamo italiano, mettiamo in testa, e se è il fiorentino letterario del 1300. Ricostruito, perché nessuno di neanche sarà là col telefonino a registrare cose che diceva i fiorentini, no, i pisani o i senesi, i fiorentini del 300, i letterati, quelli studiai, no, il Fornaro, il Beccaro, no, scherziamo, gli studiai del 1300 fiorentini. E ora abbiamo ricostruito cosa che in teoria questi qua diceva, e di conseguenza, ovviamente, nessun territorio in Italia può dire che parla l'italiano corretto, e che nessun territorio d'Italia può dire che ai suoi parlanti non serve un corso di dizione della lingua italiana. Per imparare l'ortoepia, quindi come che si vada a pronunciare le parole, l'ortofonia, come che si vada a pronunciare le singole lettere, e soprattutto l'uso della voce, perché sta roba qua, la voce, che è roba che è il nostro metodo di espressione, e ecco, nessuno ne insegna ad operarla. E ora il motto, dal mio punto di vista, anche dentro le scuole, è se manco Pasqui, manco Ungaretti, e P studio della voce e della vera e corretta pronuncia della lingua italiana. Che ne guadagnerà l'italiano, ma soprattutto che ne guadagneremo tutti quanti, perché saremo più coscienti del meso linguistico e più disponibili a accettare che un veneto è la cadenza veneta perché è veneto e perché parla veneto, e un siciliano è la cadenza siciliana perché parla siciliano, un francese è la cadenza francese perché è francese. Però questo è accettabile a un livello, diciamo, medio di uso della lingua. Se uno vuole entrare ad imparare la lingua a un livello alto, ecco il punto, bisogna studiare ben anche queste robe qua. Se uno vuole esprimersi correttamente, farsi ascoltare e farsi capire anche, è da parlare e pronunciare correttamente, perché la stessa frase con cadenze diverse la si sempre accompagna. Proviamo a pensare, non so, l'italiano corretto dovrebbe essere, una pronuncia neutralizzata della prosodia, dovrebbe essere hai visto, ok, con sostegno diaframmatico e tutto il resto. Un veneto dice solitamente hai visto? Ecco, anche questo qua si usa su un veneto forse più orientale. Un bergamasco con un accento, con una cadenza fortemente marcata, e poi dire hai visto? E cosa sia allora la cadenza? La cadenza la è l'ondulatorietà, il ritmo, come si dice, i giri, ecco, che si dà alla voce quando che si emette particolarmente le vocae. Uso della voce, vocae, e vocae, e se fatte a piena voce. Se mi volesse parlare in questa maniera qua è un veneto che viene parlato con una cadenza portoghese, anzi portoghese brasiliana. E ora? Fai da ridere? Beh, un fia sì. Il problema è che sappiamo che questo qua che ha imparato un ottimo veneto, magari sia anche buono di scriverlo, però è la cadenza brasiliana. E se vuoi imparare il veneto giusto, da impararmi la cadenza veneta. E ora saremo tutti quanti contenti. Ricordiamoci che il nostro cervello non è fatto per imparare una roba nuova copando quello che ha imparato prima. E ora non stai a pensare di imparare la dizione della lingua italiana e come si fa questo copando la conoscenza nella lingua veneta e eliminando le parole venete dalla testa. È esattamente il contrario. Se impara meglio le robe nuove
facendo base e mantenendo e studiando le robe che si ha per costruire solo di questo. Se no vi altri volessi costruire dei piastri per fare un ampliamento della casa, come buttando su i piastri della casa del prima. È un bel problema, perché prima bisogna studiare come che sia la propria lingua. Studiamo il veneto e subito dopo, finalmente, studiando bene il veneto e studiando bene l'italiano, per gli altri veneti, non avremo più due mesi lingue, ma due lingue intere, che è a meglio roba, e il nostro cervello, e il voi ordine. Artigui come questo qua del Libero, noi siamo artigui che fa ordine, e siamo artigui che fa confusione, desordine, e che invece di propagare una verità e di far luce su una questione importante, e fa ancora più confusione e crea solo che rabbia, ma una rabbia piccola. E ora, invece dei corsi di edizione, che sa se fa? Perché non fare dei corsi di veridizione? Cioè, vedere quanto veridico che è un articolo de giornale. Perché se 3/4 delle robe che è scritto dentro e delle fandonie incredibili, ecco, insomma, sarà meglio andare direttamente al corso di edizione e farsi dopo, se capi voglia, anche un corso di lingua veneta. Ciao a tutti, grazie.